rappresaglie cresce l'apprensione per Alberto Trentini e per la comunità italiana e veneta in Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti. Il presidente Maduro catturato, il ministro degli esteri, massima attenzione. L'omicidio di Mira, Sergio Tarno, sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla testa e poi abbandonato nel campo. Intanto i carabinieri stanno analizzando i cellulari del ragazzo e le immagini delle telecamere. Dagli amici che condividevano con lui la passione per le scalate e i colleghi di lavoro, il dolore di chi conosceva il 49enne Massimiliano Ferru. Ad Asseggiano la famiglia chiusa nel dolore. Incidente lungo l'autostrada A4, un'auto GPL ha centrato le barriere di protezione perdendo il motore sulla carreggiata, ferito il conducente. Maltrattamenti in famiglia, doppio arresto. I carabinieri di Cavaltera hanno arrestato un 51enne che dovrà scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione, mentre i colleghi, un 33enne straniero, a Stra. Se a livello regionale nel 2025 lo sviluppo italiano è stato trainato principalmente dal Veneto, per il 2026 si prevede che la locomotiva sarà l'Emilia Romagna, l'analisi della CGA di Mestre. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque l'apprensione per la comunità italiana e veneta in Venezuela e per le sorti del cooperante lidense Alberto Trentini dopo l'attacco al paese sudamericano da parte degli Stati Uniti. Il presidente Maduro è stato catturato, intanto il ministro degli esteri italiani dice massima attenzione. Sono le 2 di notte in Venezuela e le 7 in Italia quando una pioggia di bombe irrompe su Caracas. È il raid aereo con cui gli USA, per volere del presidente Donald Trump, sconvolgono lo scenario internazionale e mettono a segno la cattura di Nicolás Maduro e della moglie, che lo stesso Trump annuncia poi fuori dal Venezuela e in volo verso New York. In Venezuela risiede la terza comunità italiana dell'America Latina, con circa 160.000 nostri connazionali residenti, tra i quali molti veneti, e anche il cooperante veneziano Alberto Trentini, da oltre un anno purtroppo prigioniero nel carcere di El Rodeo, senza alcuna accusa formale. Così al telefono l'ambasciatore italiano in Venezuela, il veronese Giovanni Umberto De Vito. La situazione a Caracas è molto fluida e volatile. La nostra raccomandazione in questo momento è ai nostri connazionali di restare nelle rispettive abitazioni e di non uscire per strada. Ovviamente la nostra priorità assoluta è l'incolumità e la sicurezza dei connazionali. Trentini intanto resta in carcere come tutti gli altri prigionieri politici, ma la situazione è in evoluzione. Il vicepremier Antonio Tajani, ministro agli esteri, ha garantito la massima attenzione per i nostri connazionali e al lavoro con tutta la Farnesina. Anche il presidente del Veneto Roberto Stefani ha parlato al telefono con il ministro Tajani e ha espresso l'auspicio che al più presto Alberto possa ricongiungersi con la sua famiglia e la sua terra. Lo aspettiamo, ha detto, in silenzio, mamma Armanda, operoso silenzio e preghiera. Per gridare insieme liberate Alberto Trentini, perché noi attendiamo solo quella telefonata, la telefonata della liberazione. A ciascuno di noi spetta fare qualcosa. C'è molta preoccupazione, in quanto i cittadini veneziani e anche la famiglia che abita al Lido sono preoccupati. Quello che ci auguriamo noi è appunto che Alberto Trentini torni al più presto a casa in Italia, quindi qui a Venezia, al più presto possibile. Volevo anche fare un ringraziamento alla famiglia, in particolare a tutti gli amici per la grande mobilitazione, per tutte le iniziative che hanno fatto per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica. Adesso l'omicidio di Mira, Sergio Tarna, sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla testa, l'ipotesi sempre più accreditata. Intanto i carabinieri stanno analizzando i cellulari della vittima e le immagini delle telecamere. Un colpo secco di pistola. Così sarebbe morto Sergio Tarna, il barman 25enne di origine moldava residente a Chirignago, la sera del 30 dicembre scorso, al termine del suo turno lavorativo al bar Esquina dell'Ax di Mestre.
Lo rivelerebbe l'esito dell'autopsia durata diverse ore sul corpo del ragazzo, conferita dal sostituto procuratore del Turco. A ucciderlo dunque non sarebbe stato un oggetto contundente, tra le ipotesi, ma il colpo di una pistola. Da verificare ora se ci fosse una sola o più persone. Sergiu, che aveva finito di lavorare alle 20 e essersi recato nel ristorante sushi poco distante per accordarsi sul turno lavorativo per la sera di Capodanno, sarebbe morto dopo circa 2 ore, intorno alle 22. Il suo corpo è stato trovato il giorno dopo da un passante che fotografava il paesaggio tra i campi ghiacciati nel fango tra Mira e Malcontenta. Intanto i carabinieri stanno continuando ad analizzare le immagini delle diverse telecamere di videosorveglianza della zona, sia private che non, e la pista più seguita sarebbe quella del mondo della droga, movente dell'omicidio. Forse Sergiu era entrato in un giro più grande di lui. Sono ancora molte, infatti, le domande senza risposta. Le forze dell'ordine stanno anche esaminando i 2 cellulari del ragazzo, cercando di ricostruire gli ultimi messaggi, le chiamate, i contatti della rubrica. Disperata, la mamma del ragazzo, che ha manifestato il suo dolore anche attraverso la pagina social, mentre gli amici hanno organizzato una colletta per il giorno del funerale, la cui data non è ancora stata fissata, essendo il corpo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Massimiliano era carismatico, riusciva a coinvolgere tutti, siamo sconvolti. All'indomani della morte dell'alpinista 49enne travolto da una valanga nel Vicentino, il ricordo di chi lo conosceva. Mi dispiace, non voglio parlare con nessuno. Non ci sono parole per descrivere il dolore. Nella casa di Asseggiano, dove Massimiliano Ferru, il 49enne, che ha perso la vita nelle piccole Dolomiti di Recoaro Terme nel Vicentino, viveva con la moglie e i suoi 2 figli, accanto all'anziana mamma. Una notizia arrivata come una doccia fredda che ha sconvolto la famiglia e chi lo conosceva bene, come il presidente dell'associazione Isgrafamasegni di Marghera, di cui Ferru faceva parte. Lui era dentro il direttivo da un 5-6 anni, è entrato perché aveva voglia di fare, gli piaceva questo, gli piace questo mondo, gli piacerà sempre questo mondo e ha portato la sua gioia, la sua bellezza di stare qui con i bambini, soprattutto perché lui aveva un carisma con loro che li sapeva sempre prendere, anche se erano dei rospi, li sapeva prendere, era proprio bravo. Con la voce rotta dal pianto, De Toni ricorda così Massimiliano, detto Maci, con una grande passione per la montagna, sempre entusiasta e pieno di iniziative. Il tantan del gruppo mi continuavano a chiamare perché non ci credevano che fosse lui, ma no, non è possibile, l'ho visto l'altro giorno, l'ho visto il 26, abbiamo parlato. Pazzesco. Una persona definita da tutti scrupolosa, un esperto della montagna che difficilmente avrebbe commesso errori. Si prefiggeva tutto con ordine prima di partire, organizzava tutto, andava sempre con qualcuno che potenzialmente ne sapeva più di lui e che comunque lo accompagnava, mai andare da soli. La montagna e comunque l'andare per monti è una di quelle cose che parte da dentro, dal cuore, ti porta in posti in cui non vanno tante persone, quindi il fatto dell'essere, non dico gli unici, ma i pochi a godere di quella cosa è una cosa che muove i passi da gigante. C'è un progetto lì di una via con cui avevamo fatto e collaborato e che aveva provato la settimana scorsa, l'idea è di dedicargliela, ma questo vabbè è niente in confronto. L'idea è comunque di trovarsi, io spero anche con la famiglia, perché eravamo un gruppo e un gruppo ci si deve trovare di gruppo, quindi questa è la cosa bella di una comunità, il fatto che non ci si sente soli, non ci si lascia da soli, anche nel dolore. Queste cose qui vanno gestite, fanno male, però vanno fatte. Anche il mondo dei trasporti piange Massimiliano Ferru, che il 7 gennaio sarebbe dovuto rientrare in servizio all'Ali Laguna. Una bravissima persona, molto legata alla famiglia, ai figli, amante sportivo, amante dello sport, dell'aria aperta, sempre disponibile nei confronti
degli altri, insomma una persona che lascia una persona per bene, che lascia un grande ricordo. Siamo vicini alla famiglia perché insomma il dolore, non c'è altro in questo momento qui non c'è altro da fare, da dire, però senz'altro qualcosa faremo. Su ordine del Tribunale di Ferrara, i carabinieri di Cavarzere hanno arrestato un 51enne che dovrà scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commessi nel ferrarese tra il 2014 e il 2022. I carabinieri di Camponogara hanno invece arrestato un 33enne straniero senza fissa dimora condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia commessi a strada dal 2021 al 2022. È stato rintracciato dai militari dell'Arma nell'abitazione dei genitori, proprio a Stra, a seguito di un intervento per lite in famiglia. Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 17 per un incidente stradale con principio di incendio di un'auto a GPL sull'autostrada A4. L'auto è finita contro la barriera di protezione tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Una persona rimasta ferita è stata estratta dai pompieri di Portogruaro con il personale del SUEM di Oderzo. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso, sul posto anche la polizia stradale. L'economia con il Veneto che non è più la locomotiva economica d'Italia. Secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre, nel 2026 il Veneto non solo sarà superato dall'Emilia Romagna, ma scivolerà al 10° posto tra le regioni italiane per crescita del PIL. Nel 2026 l'Emilia Romagna scalzerà il Veneto dal primo posto in classifica e diventerà la nuova locomotiva economica del paese. È la previsione dell'ufficio studi della CGIA di Mestre. Alla tenuta del settore meccanico, delle auto di lusso e delle biotecnologie, l'Emilia Romagna aggiunge un mercato del lavoro solido, investimenti pubblici mirati e strategie per l'innovazione e le esportazioni che hanno creato uno sviluppo che potrebbe consolidarsi anche negli anni a venire. Al netto del periodo del Covid, da più di un ventennio, il Veneto ha invece una crescita inferiore alle regioni più avanzate d'Europa. È evidente che la fine degli investimenti per le Olimpiadi Milano-Cortina e la scadenza dell'utilizzo delle risorse del PNRR prevista per la prossima estate avranno un impatto rilevante sulla nostra economia. Ma al di là di queste particolari circostanze, il Veneto, come del resto tutto il Paese, continua a manifestare difficoltà nel consolidare una crescita strutturale, prospettando così un ulteriore anno di stagnazione economica che auspichiamo possa essere l'ultimo. Nel 2026 una lieve ripresa delle esportazioni e la stabilità dei consumi delle famiglie e della pubblica amministrazione permetteranno al PIL del Veneto di crescere dello 0,64% rispetto all'anno scorso, un risultato che lo fa scivolare al 10° posto tra le regioni italiane. Al nord cresceranno di meno solo il Trentino Alto Adige e la Liguria. Dopo il più 0,86% sul 2025 dell'Emilia Romagna, arrivano il Lazio, il Piemonte, la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia. Il problema non è tanto la ciclicità congiunturale, quanto l'assenza di fattori endogeni capaci di sostenere nel tempo l'espansione del PIL regionale. Al netto degli anni del Covid, infatti, da oltre 20 la crescita anche del Veneto rimane sistematicamente inferiore alla media europea. Per questo urge una seria riforma sia fiscale che burocratica. Nonostante alcune incertezze legate al PNRR 2026 per il comparto edilizio sarà ancora un anno positivo. Il 26 è un anno in cantieri, soprattutto perché molti sono partiti, sono in corso, il PNRR non è concluso, diciamo che il giugno 26 è la data, ma poi insomma non credo che ci sia una tagliola così severa su giugno, per cui io credo che il 26 sia ancora un anno positivo. Appena archiviato un buon 2025, il presidente dell'Associazione Costruttori Giovanni Salmistrari parla di un comparto edile che continuerà a sorridere anche quest'anno nella città metropolitana di Venezia. Il 2026 si annuncia un anno in cui non mancherà il lavoro. Al Lido di Venezia partirà l'operazione dell'ospedale al mare, dell'ex ospedale al mare, operazione molto importante. Per quello che riguarda il pubblico abbiamo il progetto approvato della cosiddetta piastra sopra la stazione di Mestre, ci sono le opere del bosco, cosiddetto Bosco dello Sport, insomma ci sono tante opere. Se nel 2024 era venuto il sorpasso dei lavoratori stranieri in edilizia sugli italiani, il 2025 ha aumentato ulteriormente il distacco. Gli operai stranieri oramai sono il 56%, gli italiani il 43%.
Ma italiani o stranieri che siano, le previsioni ottimistiche per il settore sul breve termine iniziano ad assumere tinte più fosche appena si getta lo sguardo verso un futuro meno prossimo. Vediamo con un po' di preoccupazione il 27. Perché? Beh, perché i soldi sembrano un po' finiti da parte dello Stato, e il privato, a mio avviso, il fatto di aver eliminato completamente le agevolazioni fiscali avrà una ricaduta soprattutto sulle piccole opere dei privati. Abbassa la saracinesca senza aver trovato chi raccoglierà il testimone, una storica attività del Lido di Venezia. Una bella avventura iniziata il 13 maggio del 1982 e portata avanti per oltre 42 anni con passione ed intelligenza. Dal 1 gennaio ha chiuso ufficialmente i battenti il negozio Segantini e Zambon. Per Gianfranco Segantini e la moglie Sara Zambon, fotografi, è arrivato il momento di godersi la meritata pensione. Purtroppo però, nonostante oltre un anno di preavviso, non si è trovato nessuno disponibile a proseguire l'attività. Così il negozio in via San Rogargo 149 a Città Giardino, davanti alla chiesa di Sant'Antonio al Lido di Venezia, punto di riferimento per fotografie, stampe, ma anche per tecnologia e elettrodomestici, resta vuoto. Eccezionale, veramente bello, una risposta. È cresciuto con noi. È cresciuto con noi ci siamo modificati in base anche alle esigenze. Abbiamo avuto la fortuna di avere tante licenze dentro, per cui certe volte passavamo più verso la fotografia, altre volte verso più orologi, elettrodomestici, eccetera, però è stato molto bello perché anche in questi giorni stiamo ricevendo tantissimi messaggi di auguri, eccetera, per cui è stata una bellissima esperienza. Anche i nostri figli la ricordano per esempio i concorsi che facevamo natalizi con i disegni di Natale fuori dalle vetrine, che hanno richiamato tanti bambini che adesso saranno grandi. Tutti, i bambini del Lido. E poi tante cose, noi siamo legati effettivamente a tutti i cicli delle comunioni, delle cresime, per cui tanti ragazzi abbiamo potuto incontrare, ci hanno incontrato, è stato veramente bello. La famiglia Segantini è presente al Lido da oltre 120 anni. In negozio con Gianfranco e Sara da 26 c'è anche Alessia, preziosa dipendente. L'Associazione Culturale Mostre Lido ha voluto consegnare a sorpresa un piccolo riconoscimento, tanti ricordi anche con attori e star incontrati ed entrati in negozio durante la mostra del cinema. Noi abbiamo iniziato con le macchine fotografiche normali, poi per digitalizzarci anche noi abbiamo allargato le possibilità di acquisizione dei dati e anche dell'elaborazione. La fotografia, io vedo certi che dicono ma non so, la fotografia bisogna sapersi adattare e ha tanto da dire e c'è tanto da fare. Mi spaventa adesso, perché per me è una cosa nuova, l'intelligenza artificiale, dove molte cose che sembrano vere sono false, quindi è lì non so. È difficile distinguerle. Non so che futuro ci sarà in questo senso, però la fotografia di un certo tipo ha molto spazio e ne avrà sempre. A Paolo Villaggio, per esempio, che si è comportato proprio davvero Paolo Villaggio nel comprare delle cose, parlava mi di questo, eccetera, una cosa simpaticissima, sì. E siamo alla rubrica dedicata ai vostri presepi. Questa sera vi mostriamo le immagini di quello realizzato dalla famiglia Zennaro di Chioggia. Con queste immagini io vi saluto, poi naturalmente ci saranno sigle e previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e godiamoci queste immagini.